Buonasera a tutti e bentornati allo spazio virtuale del MUA, Museo e Archivio di Sydney. Siamo qui oggi per un nuovo appuntamento con i Talks, dialoghi di arte, archeologia e architettura. Oggi ci aspetta una bellissima chiacchierata con le nostre ospiti e con Valerio De Ida qua presente, in cui parleremo di senso identitario attraverso il design. Non vi voglio spoilerare tanto perché passerei poi subito la parola a Chiara che vi spiegherà meglio insomma di che cosa parleremo oggi. Giusto vi ricordo che avete la possibilità di commentare o condividere le vostre impressioni con noi e con le ospiti scrivendo direttamente nei commenti sotto la diretta che state vedendo oppure scrivendoci un messaggio WhatsApp al 340 6671 868. Ormai siamo diventati fortissimi a dare le coordinate. Allora, oggi abbiamo, oltre Mara Damiani, che presenteremo a brevissimo, abbiamo anche Chiara De Giorgi, che è laureata in storia dell'arte all'Università degli Studi di Cagliari con una tesi in museologia e che collabora con diverse realtà culturali, tra cui anche progetti ministeriali a carattere nazionale. Tra queste collaborazioni c'è stata una collaborazione anche con il MUA Sydney che ci ha permesso appunto di entrare in contatto e grazie a questa collaborazione ci ha proposto appunto di ospitare questo bellissimo talk. Quindi ci fa molto piacere lasciare a lei adesso la parola e grazie a tutti. Chiara, il microfono. Pardon. Dicevo grazie Isabella, grazie Valerio, grazie a tutti voi che ci state seguendo. Grazie a Mara per essere qui con noi. Vi dirò un po' di cosa si parlerà oggi a partire proprio dalla figura professionale di Mara Damiani. Lei è un'artista che si è diplomata all'Accademia di Brera di Milano e ha collaborato e lavorato per una ventina d'anni con la Walt Disney Company. Oltre a questo ha lavorato e collaborato anche con alcuni brand come il Milan Calcio, Mondadori, Bormioli, Clementoni e tantissime altre aziende importanti. Nel suo background ha lavorato in maniera stesa anche nel publishing, nel licensing, nel merchandising, con una carriera anche che le ha permesso comunque di acquisire un'esperienza di design e di illustrazione a livello internazionale, appunto, ma che come vedremo rimane pur sempre legata alla sua natura d'artista. Mara, dopo diciamo tutte queste esperienze lavorative passate fuori, decide di ritornare in Sardegna perché sente la necessità di fatto di riappropriarsi un po' delle sue origini ed essendo partita tanto giovane per studiare a Brera, dopo aver lavorato tanti anni con la Walt Disney, sente proprio questa necessità e diciamo intraprendere anche un po' quella che è la sua vena artistica senza, diciamo, libera da altre realtà. Quindi Mara Cagliari cerca di restituire con il suo linguaggio di design ciò che aveva imparato fuori, quindi porta in Sardegna tutto il suo background di grafica e di libera professionista e lo trasforma. Quindi in qualche modo ciò che fa Mara è quello di reinvestigare gli aspetti culturali della Sardegna connettendoli, diciamo, a un linguaggio ovviamente contemporaneo. Il suo obiettivo è infatti mostrare come il territorio, con le sue infinite sfaccettature, possano essere la vera fonte di ispirazione per il nuovo e per il moderno. Ed è qui appunto che nasce una delle sue opere, che è il libro di Carasecare Design, di cui parleremo ampiamente tra poco, edito da Arcadia,
con anche altri lavori che adesso non voglio spoilerare, ma di cui parlerà molto, molto meglio sicuramente Mara a breve. Un'altra cosa che vedremo, che vi farà vedere Mara, è anche tutto il suo lavoro legato a, come dire, alle maestranze del contemporanee, quindi di oggi, della Sardegna, tra cui giusto qualche nome, Avimetal, Filatex, Pianeta Sardegna, Kernos Ceramiche, Falegnameria Cau e tantissime altre. Voglio arrivare velocemente al succo. Qual è secondo me, la forza da cui parte Mara nella sua arte, almeno per quanto riguarda quella legata proprio alla cultura sarda. Mara è ispirata fondamentalmente, per quanto l'ho conosciuta io, da tre grandissimi artisti del passato: Nivola, Melchiorre Revelis e Eugenio Tavolara. Di questi tre artisti lei riesce a cogliere davvero quelli che sono un po' i simboli, diciamo i valori principali dei tre artisti. Da Nivola prende sicuramente, si accomuna tantissimo in questo, ovviamente con due indirizzi diversi. Le decorazioni grafiche di Nivola, che lui ovviamente acquisisce grazie alla collaborazione con la Olivetti, mentre Mara ovviamente la esprime secondo un linguaggio più moderno, che è quello della grafica vettoriale. Entrambi, diciamo così, mettendoli un po' in comune, visto che uno ha preso dall'altro, troviamo queste forme grafiche, simboliche, molto fantasiose, ma comunque che, diciamo, esprimono con un linguaggio semplice ma elaborato allo stesso tempo un racconto. Un simbolo che è quello che vuole esprimere Mara, quindi un codice che però vuole raccontare una storia, raccontare la storia di quel simbolo e di tutto ciò che gli gravita attorno. Come Melchiorre Melis invece diciamo, mi è piaciuto molto il fatto che entrambi, sempre con forme diverse, e non per niente ne avrà preso spunto, Melchiorre Melis lavorava molto con la tradizione sarda, realizzando ad esempio dei pupazzi che lui realizza negli anni 30 e che ovviamente si esprimono, diciamo, vengono realizzati in maniera molto diversa da Mara con la grafica su carta o su materiale semirigido, che poi utilizza anche nei laboratori didattici con le scuole. E entrambi lavorano sui simboli e sui valori grafici della tradizione culturale sarda, trasformandoli poi in quello che è artigianato. Invece di Eugenio Tavolara, che è anche lui un interprete della cultura e delle storie e dei racconti popolari sardi, anche lui realizza dei pupazzetti che di fatto raccontano delle storie popolari sarde, così come Mara in effetti ha fatto, e lo vedremo tra poco, con i racconti sulle maschere della tradizione sarda, in particolar modo sulle maschere appunto del carnevale. Entrambi rappresentano sotto forma di pupazzetto effettivamente degli spaccati della storia anche quotidiana culturale sarda. E insomma, diciamo che
Mara, seguendo le orme di questi tre grandi artisti, plasma quelli che sono i codici identitari del territorio sardo con fantasia, con tanta creatività, con semplicità, ma senza togliere nulla mh, diciamo, alla complessità di quello che crea. Ehm, come dire, e tutto questo lo fa per, come si disse per Tavolara, per sviluppare un linguaggio e un interesse nostro e allo stesso tempo attuale. Non vi rubo altro tempo e lascio la parola a Valerio. Grazie. Grazie Chiara della esaustiva, dell'esaustivo racconto di Mara, no? Me l'hai fatta prefigurare, in realtà la conosco almeno virtualmente, conosco qualche lavoro, quindi l'hai delineata esattamente con quei tratti che ce la fanno configurare come artista e anche artigiana, io direi, del design contemporaneo. Mi sono piaciute tantissimo le suggestioni che hai rimandato agli artisti sardi, a parte Nivola, che insomma è uno dei, definirlo anche solo sardo forse è limitato, è uno degli artisti internazionali più importanti che abbiamo avuto nel Novecento, e poi hai citato appunto il Melis, che oltre a Melchiorre io ci vedo anche un po' del fratello di Melchiorre, cioè di Pino Melis, che è un po' quello più bistrattato, ma in realtà anche lui nel design e in tutta quella parte che noi consideriamo artigianato ci ha dato un po' di, ha regalato tanto, tanto da imparare, tanto da conoscere anche agli artisti giovani e contemporanei. Io, Mara, ti lancio subito, sono qui per fare delle domande, ovviamente, per supportare un po' anche insieme a Isabella e a Chiara il racconto di Mara Damiani, quindi ti chiedo subito, Chiara ci ha raccontato un po' qual è la tua formazione, sì, però raccontaci un po' di più davvero qual è stato il tuo ambiente, anche il tuo ecosistema, ecco, diciamolo così, dal quale sei emessa, quindi qual è la tua formazione, sì, ma anche da quali artisti o ambienti hai realmente tratto ispirazione, perché noi li abbiamo definiti come storici dell'arte, adesso ce li devi raccontare tu come artista. Va bene. Intanto grazie di avermi invitata, ti ringrazio anche Chiara di aver fatto questa introduzione così esaustiva su di me, un onore, cioè sei riuscita, la prossima volta, qualsiasi momento che faccio una presentazione del libro, presenti tu. Allora, non so se far partire la presentazione, direi che la facciamo tanto comunque ok. Allora, tutto inizia da quella che è stata la mia formazione artistica. Come ha anticipato Chiara, io arrivo da una formazione artistica tradizionale che è quella del liceo artistico a Cagliari. Poi sono andata a Milano, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Brera, pittura, e finita l'Accademia di Belle Arti entro nel magico mondo Disney, ma non arrivo subito al magico mondo Disney, ovviamente. Ci arrivo per necessità. Non avrei mai detto di poter lavorare al computer, di dover fare illustrazione digitale al computer. Io ambivo a essere una pittrice. Questa cosa non è accaduta, ero anche brava, però il mondo dell'arte è complesso, quindi devi anche saperti muovere. Ma ho avuto l'occasione di essere selezionata all'interno di Walt Disney Company Italia come freelance per essere formata nel campo appunto dell'illustrazione digitale. Ma io volevo dipingere, quindi ho iniziato a fare delle composizioni di illustrazione che erano più pittoriche. All'interno poi del mondo Disney queste cose sono piaciute e allora ho incominciato pian piano a fare il mio percorso tra illustrazione e grafica, sia per il publishing, come diceva Chiara, quindi l'editoria, che per il licensing e il merchandising, quindi tutto quello che è l'oggettistica e le grafiche applicate a qualsiasi tipo di oggettistica, compreso anche l'abbigliamento e il giocattolo. Ehm, quindi questo mondo Disney mi ha un po' allontanato da quello che era il mio versante artistico.
che un po' mi mancava studiare le correnti a cui ero legata, fare esperienze per quanto riguardava mostre o gallerie o conoscere nuovi artisti, però il magico mondo Disney mi ha totalmente fagocitata per parecchio tempo, più di 20 anni. In questa esperienza, che posso dire soltanto positiva, io sono riuscita a mettere in pratica tutta quella che era la mia passione, dedicandomi però a dei prodotti che erano finalizzati a un oggetto che doveva essere venduto. E nel tempo, senza che mi venisse detto tu devi imparare a fare questo, facendo esperienza con tanti clienti, uno diverso dall'altro, all'interno del panorama Disney ed extra Disney, ho imparato a raccontare una magia. La magia di un cliente, la magia di una storia, la magia di un personaggio, e tutto questo anche una magia che può essere raccontata anche su una tazza, anche soltanto su una tazza o su un astuccio o su un poster o un puzzle. E quindi questa per me è stata un'esperienza veramente accrescitiva. Cosa è successo? Dopo 23 anni ho cominciato a sentire la mancanza dell'arte. Ha incominciato a mancarmi la pittura, ha incominciato a mancarmi tutta la parte creativa dove potevo raccontare Mara. E questa cosa è avvenuta contemporaneamente in un periodo quando io ho fatto la scelta di tornare in Sardegna. La scelta di tornare in Sardegna è stata legata 8 anni fa e era legata al fatto che ormai si lavorava online. Questa cosa adesso accade quest'anno per tutti voi e tutti noi perché il Covid ci porta ad avere una connessione col digitale, per forza di cosa. Io rispetto a voi ho lavorato una vita chiusa in casa davanti al computer con il cliente che incontravo una volta ogni tanto perché il rapporto avveniva tutto via mail. Quindi diciamo che il lockdown aiuta anche perché uno per forza deve avere delle connessioni come questa, ci possiamo vedere non fisicamente ma attraverso lo schermo del computer. Quindi io torno in Sardegna portandomi dietro il mio bagaglio e anche i miei lavori, quindi potevo continuare a fare la libera professione anche da qua. Ma quando torno in Sardegna mi imbatto appunto in una serie di esperienze che mi fanno risvegliare il desiderio appunto di fare un'arte che possa avere più un imprinting di Mara e che parli anche di territorio, un territorio che per me era oscuro perché sono partita a 17 anni e quindi io non conoscevo l'isola con le sue 1000 sfaccettature, con le sue ricchezze. E questa scoperta, diciamo, questo desiderio di iniziare questo percorso avviene proprio grazie a Costantino Nivola, che Chiara prima ha anticipato, perché io casualmente vado a Orani con la mia famiglia, il museo era in costruzione e c'era la mostra fotografica di Costantino Nivola per le strade della città. Ancora oggi, se andate, ci sono queste queste gigantografie di foto su quello che è stato il suo percorso artistico nel territorio. Ma la cosa che mi ha colpita è che un uomo che aveva avuto un'esperienza così importante a livello nazionale, perché lavorava per l'Olivetti come art director nel campo della grafica per i manifesti, e che poi successivamente va in America e quindi incomincia la sua vita in America. E grazie all'esperienza e alla conoscenza con Le Corbusier inizia la sua carriera di artista internazionale, torna in Sardegna e lascia qualcosa. Qualcun altro potrebbe dire perché. Per me quello che lui ha fatto è un gesto d'amore verso il suo territorio, che è importante. Tu puoi imparare e fare tanto fuori, ma un gesto di amore lo devi sempre dare alla tua terra. Poi puoi ritornare all'estero, però è importante quello che lui ha fatto. Quindi io faccio questo percorso
e mi innamoro totalmente di lui. Sottolineo anche che quando ho fatto il liceo artistico, adesso insomma mi auguro che qualcosa sia cambiato, in storia dell'arte non veniva fatta la storia dell'arte sarda. Quindi ero totalmente ignorante per quanto riguarda appunto gli artisti del panorama, parliamo dell'arte contemporanea almeno, ecco, non parlo del periodo rinascimentale o altro, ma almeno il periodo dei primi del Novecento. Sicuramente l'argomento viene trattato all'università, ma al liceo, in un liceo artistico, secondo me questo è essenziale. Noi dobbiamo sapere da chi proveniamo. Comunque, vado avanti. Quindi scopro Costantino Nivola e finisco questo percorso, il museo non era ancora totalmente terminato e desidero comprare la sua monografia. Quindi compro il libro e questo libro viene messo all'interno di una busta che riportava i disegni stilizzati del Portale della Solitudine di Eugenio Tavolara, che sono questi che vedete sulla destra, nell'immagine qui a destra. Eccoli qua. Osservando questi disegni sulla busta, io vado a fare ovviamente ricerca subito e scopro un altro, cioè è stata una giornata per me un tuffo al cuore proprio, ho imparato tantissimo, quindi scopro Tavolara e questi disegni sono attuali, sono modernissimi. Guardate anche sulla destra, io li chiamo i burattini, i bambolotti di legno, comunque lui li creava, erano delle opere d'arte che lui aveva generato proprio per fare la processione, per fare delle processioni, per rappresentare tridimensionalmente degli eventi che sono importanti per noi sardi, che sia la sfilata di Sant'Efisio o la corsa degli scalzi o i candelieri, cioè le processioni per noi sono un patrimonio assolutamente importante dal punto di vista della tradizione artistico. Quindi osservo e faccio ricerca su Tavolara e penso che ispirandomi a loro due e anche ad altri artisti che ha accennato Chiara, perché poi grazie anche a loro scopro che c'è tutta un gruppo di artisti dei primi del Novecento che ruotavano attorno anche a Grazia Deledda, a tanti altri personaggi. Scopro che perché no? Perché non possiamo anche noi attualmente rinnovare il nostro linguaggio artistico prendendo spunto da quello che ci circonda, dal territorio, da quello che ci appartiene, dalle nostre tradizioni, che sia un cibo, che sia una processione, che sia un abito, un gioiello, e quindi incomincio a studiare e a rappresentare graficamente questo. Adesso vi faccio vedere altri particolari, guardate che belli questi qua a sinistra, cioè per me lui è stato veramente un grande, poi Tavolara vabbè è stato anche il creatore della famosa Isola, che poi era il negozio che vendeva artigianato artistico sardo a livello nazionale e a livello regionale e nazionale. E poi scopro che a Cagliari c'erano anche le sorelle Coroneo. Le sorelle Coroneo, anche loro nei primi del Novecento, avevano desiderio proprio di andare oltre e utilizzare con del semplice panno, dei semplici pezzi di tessuto, per fare delle composizioni, per dar vita e voce alla loro creatività, del cuore. E lo stesso Melchiorre Melis, come abbiamo detto prima, e il fratello, ci sono anche le sorelle Altara, a Sassari, insomma abbiamo una sfilza di artisti e non ho neanche detto che la tesi che ho fatto all'Accademia di Belle Arti è stata su Felice Melis Marini, però quello era pittura, totalmente pittura, ma perché all'epoca non ero neanche interessata alla grafica. Scoprire il mondo della grafica per me è stata veramente un'esperienza di vita unica, perché quando tu devi sintetizzare, cioè io ero un iperrealista, sintetizzare al massimo, quindi togliere il più possibile, riuscire a raccontare attraverso la sintesi, è una ricerca introspettiva molto importante, che ti mette molto alla prova.
Adesso mostro qualcuno degli elaborati che ho fatto legati appunto alla ricerca che andava di paro passo man mano che scoprivo e che studiavo e dicevo adesso provo a mettere insieme un po' di civiltà nuragica, ma che cos'è questa civiltà? Andiamo a leggere, a studiare la civiltà nuragica, ma cos'è il prenuragico, il neolitico? E i tappeti con queste pavoncelle, ma perché ci sono le pavoncelle? Quali sono i colori che dominano principalmente il territorio, che possono raccontare il territorio? E quindi vado avanti per sintesi, tutto accompagnato ovviamente da uno studio accurato, perché per me è assolutamente indispensabile sottolineare che quando vai a fare un lavoro di questo tipo, per evitare che sia banalizzato, ci deve essere uno studio. Devi sapere realmente di che cosa stai parlando, che cosa stai trattando, con grande rispetto. Quindi se devo rappresentare graficamente un abito della tradizione che è stato ricostruito, che è antico, una maschera carnecialesca, oppure un gioiello, o riprendere un tappeto, o una civiltà del Neolitico, per esempio, io devo sapere molto bene, non certo come uno storico, però non può essere solo un lavoro di copiatura e di sintesi, deve essere prima accompagnata dallo studio e dall'analisi. Grazie. Vado avanti. No, ti interrompo in realtà per darti un nuovo spunto, se non ti dispiace. Innanzitutto certo. Bellissimo, grazie. Qualcuno ha scritto che è stato un racconto stupendo ed emozionante, quindi insomma è veramente molto, molto bello, e effettivamente sapere poi quello che c'è dietro, non solo lo studio, ma effettivamente anche la vita e le scelte che uno fa dal punto di vista professionale è veramente molto, molto più profondo. Ecco, vediamo anche il lavoro finale con altri occhi, e questo secondo me è molto importante dal punto di vista artistico, ovviamente. Già in parte lo hai detto, citando anche diversi artisti che chiaramente sono venuti prima di te, come si può incontrare il design e la cultura, e nello specifico qual è la relazione o il punto di incontro in cui queste due tematiche, questi due aspetti si possono incontrare. Tu come l'hai trovato questo connubio? Sicuramente sì, allora questo connubio mi viene da dirti sicuramente in parte arriva dalla mia esperienza artistica, quindi tutto lo studio che io ho fatto legato all'arte o alle correnti artistiche che amavo profondamente e a cui mi sono ispirata quando ho fatto la mia esperienza all'Accademia di Belle Arti e quando ho continuato a disegnare e a dipingere. Però ribadisco, c'è anche un'altra parte, quindi quello mi serve perché cioè senza arte io non vado avanti, senza la parte creativa non riesco ad andare avanti. Addirittura se non ho niente da fare, io devo riempire il mio tempo creando qualcosa, perché sennò è come se non respirassi. L'altra parte che secondo me entra in questo discorso è l'esperienza proprio professionale, lavorativa. Quella mi ha aiutato tantissimo. Molti mi dicono: ma lavorare per Disney potrebbe averti plasmato, perché sai ci sono dei canoni che devi rispettare, no? nel lavoro che devi consegnare, e tendono a plasmarti e a fare, devi fare Topolino, lo fai così, devi fare la Sirenetta e la fai così. Mi viene da dire ni, perché in qualsiasi campo tu vai a lavorare è giusto che ci siano delle regole. Quando rispetti queste regole, ma vuoi dar voce alla tua voce interiore, le scavalchi con rispetto, cioè riesci a utilizzare queste regole però tirando fuori anche la tua voce in qualche modo. E questo è il primo punto. Il secondo è che ogni cliente che mi contattava, vi faccio un esempio, lavoravo per esempio sulla property di Winnie Pooh, e avevo un cartorama, che il cartorama è un'azienda che fa cartotecnica a livello nazionale, avevo un cartorama che chiamava e mi diceva: mi devi fare
mi devi studiare tutta la linea di cartotecnica dell'anno prossimo su Winnie Pooh. Ok, fantastico. Il giorno dopo mi chiama Un'Artena, che è un'altra azienda che fa cartotecnica, e mi chiede la stessa cosa, e io dovevo riuscire con lo stesso personaggio a inventarmi delle combinazioni grafiche estetiche che permettessero a entrambi i clienti di avere due risultati diversi, ma che raccontavano la magia di un personaggio insieme alla loro magia. Perché poi tu devi vendere lo stesso prodotto sul banco di una cartoleria o di un grande supermercato, di un centro commerciale. Questa cosa tutte le volte era un continuo. Per me era come dipingere un quadro tutte le volte diverso, e quindi mi metteva tantissimo in discussione. E allora io sono arrivata a questo punto dove ho deciso che il mio strumento grafico diventa il mio strumento pittorico, dove io analizzo e studio quello che devo raccontare graficamente e artisticamente, ma come ho detto prima, ci deve essere prima la parte di studio teorico, perché poi quando vai a realizzare design, deve essere un design che comunica un'emozione, che è legata a una storia, che è legata a un colore che ti ricorda qualcosa di quando eri piccolo. Vi faccio un esempio, non so se avete mai visto Ratatouille. Se avete visto Ratatouille, quella scena quando c'è Ego che mangia la ratatouille e si ricorda di quando era bambino, questo è quello che devi provare quando vedi una grafica che parla del territorio. Quindi questo è quello che io mi sono prefissata. Quello che io ho imparato da Disney è un nuovo linguaggio artistico, cioè lo voglio trasformare come un linguaggio artistico, e lo voglio mettere insieme a quella che è stata la mia esperienza del passato e unirla alla mia esperienza con il mio territorio, con la mia terra. Poi non è detto che chissà in un futuro racconterò anche un altro territorio, però questo tipo di percorso che ho deciso di intraprendere, devo dire che è totalmente appagante. Almeno dal punto di vista emotivo è appagante. Io, Mara, ne approfitto perché mi hai lanciato un po' l'assist, perché quello che hai detto si sposa un po' bene con una domanda che vorrei farti, però te ne faccio un'altra, non è difficile, lo prometto. C'è un problema durante questi talk, durante le dirette, che a un certo punto Valerio si sveglia, perché ascolta la musica, e elabora delle domande, e tu dicono, ma come? Avevamo deciso di seguire, lo so, però io ho questo problema qua. A un certo Meglio, punto più bello. ho bisogno di esprimermi. Allora, hai detto una cosa bellissima che, insomma, tu spendi tutta te stessa per raccontare il territorio, lo fai appunto col tuo codice, col tuo linguaggio, che tra l'altro viene dal territorio, no? Perché è anche il territorio frutto di questa espressione. Però hai citato poi il fatto di magari in futuro potrò raccontare un altro territorio. La domanda che ti voglio fare è questa. Pensi che per raccontare un altro territorio nel quale tu, diciamo, non sei cresciuta, non hai assorbito, no, quel clima che si respira nel territorio, in quell'ambiente là, socioculturale, abbia bisogno di stabilirti in quel luogo e quindi assorbire quella vitalità, oppure pensi sia una cosa molto più, come dire, meccanica, dove ti danno delle, cioè tipo, ecco, torniamo indietro, no? Tipo Disney, ti dico fai il topolino, tu chiaramente ci metti sempre del tuo nel fare il topolino, perché deve essere un po' anche, deve esserci la tua cifra, ecco, no? Però non so se sia lo stesso discorso, cioè racconti il territorio, ci metti la tua cifra sempre, però assorbi da quel territorio, oppure no? Allora, È complesso. no, non è complesso, guarda, ti rispondo subito. È indispensabile anche per quel territorio fare la ricerca. Quindi ovvio che io sono qua nella mia terra, io sono stata via tantissimo tempo e questa cosa ho deciso di farla perché io a lei voglio restituire un qualcosa che è venuto a mancare, che io sono stata via tanto tempo, quindi torno qua e devo restituire e lei mi deve dare, quindi io devo scoprirla. Quindi questo nasce anche per questo motivo. Però se io dovessi raccontare per esempio il Trentino Alto Adige, la Lombardia, in Lombardia sono stata tanto tempo, 23 anni anche lì.
è il tempo che sono stata lontana. O dovessi raccontare la Sicilia, la Toscana, grande responsabilità. Non posso permettermi di andare a cercare delle immagini e fare, come stavo dicendo prima, non è un lavoro di copiatura, sintesi e copia e incolla. No, ci deve essere innanzitutto una persona sicuramente che vive profondamente il territorio e che me lo racconta, ma come se io vedessi un film che mi fa piangere. Cioè io devo andare poi sul territorio, ovvio che non posso starci anni, però sicuramente io devo stare lì. Per esempio, vi faccio un esempio. Voglio fare una ricerca su San Teodoro, Nord Sardegna. Io devo andare a San Teodoro, cioè non è sufficiente per me cercare del materiale qua, parlare con delle persone che sono del territorio, vivere certe situazioni, alcune non le potrò vivere, però devo parlare con persone che lo conoscono al 100%. E man mano che recupero materiale arriverò a un certo punto dove riuscirò a dire ok, sono pronta per poter iniziare a raccontare un pezzo di questo territorio. Quindi la risposta è sì, devo vivere il territorio. Devo viverlo per forza. E poi, non essendo il mio, ovviamente ci deve essere una o più persone che mi aiutano a recuperare le fonti e che mi raccontano, quindi molte fonti orali e scritte. Allora, c'è una domanda dal pubblico. Sì? Ti faccio subito da Antonio Salis, che salutiamo, ha commentato Ciao già in Antonio. precedenza. Una domanda per Mara: quanto è importante la ricerca delle fonti? In parte hai già anche risposto, ma io la rifaccio. Per Sant'Efisio, a che punto sei? Perché lui mi ha aiutata in questo. Perché un obiettivo, per esempio Sant'Efisio è una cosa sacrissima. Io avevo l'obiettivo di fare un libro su Sant'Efisio. Prima di fare il libro ovviamente devo fare una ricerca e Antonio per me è un pozzo di materiale pieno, per me la fonte assoluta, Antonio. Grazie per questa domanda. Non mi fare domande su Sant'Efisio però. Allora, siamo professori ancora, ma Antonio è sì. uno dei confratelli assolutamente. conoscitori viventi di Sant'Efisio, da quello Sì. che so io, quindi Sì. insomma. Allora, per esempio, io vi dico, lui mi sprona moltissimo e mi dice, ma cioè, alla fine hai fatto tanta ricerca, fai il libro, proponi questo. Io sai che io non mi sento ancora pronta perché per me è così sacro Sant'Efisio. Ho fatto tanta ricerca grafica, grazie al materiale che Antonio mi ha dato, a ore di chiacchierate con Antonio. Sicuramente arriverò a un certo punto dove mi sentirò pronta. Io non devo fare in modo di non voglio essere attaccabile, cioè non prendetelo in senso negativo questa mia cosa, nel senso, se qualcuno mi fa delle domande, io voglio essere totalmente spontanea, quindi sicuramente se sento che non voglio essere attaccabile perché mancano ancora delle parti che io devo ricercare e che devo assimilare, che devo fare mie. Sicuramente ci sono delle cose ancora che mancano. E poi, siccome i carnevali, già quelli è come se fosse una cosa sacra, come anche quando rappresenti qualsiasi altra cosa, no? Legata alla Sardegna, perché qua è tutto, cioè, tutto importante, è tutto assolutamente difficile, molto spesso da raccontare, perché deve essere accompagnato dal rispetto. Anche per Sant'Efisio è come, anzi anche i carnevali, anche lì ero in difficoltà perché i carnevali, per esempio, come ho chiacchierato con Isabella un po' di tempo fa, ci sono carnevali più antichi, ci sono carnevali intermedi, ci sono carnevali che sono stati recuperati da fonti orali. Io penso che siano tutti importanti, però bisogna saper raccontare perché sono importanti perché vogliono raccontare e diffondere il nostro senso identitario, il nostro patrimonio. Quindi questo, secondo me, è in primis quello a cui si deve arrivare. Però per arrivarci io devo sapere tutto, o quasi tutto.
È giusto, è importante, si chiama fare ricerca, credo che sia fondamentale farlo con coscienza e con cognizione di causa. E a questo Sì, punto leggerei un commento di Elisabetta Frau, che dice: per raccontare e restituire è fondamentale vivere e capire, entrare nelle dinamiche di un territorio e della sua comunità. Quindi finalmente poi ha detto, dice, ho avuto modo di vedere e ascoltare Mara, dolcissima e comunicativa, molto, molto grazie. bello. Anche Antonio Salis, a parte farti i complimenti, ti dice che ti accompagnerà a Nora e lì si concluderà questo Sì, quello percorso che avete fatto insieme. Finisco anch'io, purtro vengo anch'io. Vieni Valerio, mancano dei pezzi, cioè lui mi ha accompagnato alla chiesa di Sant'Efisio e siamo andati nell'ipogeo e sono rimasta scioccata, cioè lui mi parlava un pozzo veramente di nozioni, Antonio, e io ero estasiata dal posto dove ero. Quando sono entrata nella chiesetta, lo stesso. Però mi mancano le altre tappe perché purtroppo è esplosa la pandemia e mi ha impedito questo. Quindi io finché non finisco il mio percorso, io non mi sento pronta. Beh, è importante, infatti, sì, Sì, assolutamente. È bella anche questa cosa, appunto, che ci sia, insomma, è molto sentita la tua, si vede che appunto c'è questo sentimento forte nel voler raccontare partendo da basi solide, non è da sì, tutti, no, soprattutto nel mondo dell'arte contemporanea, ecco. è fondamentale. Sì. Poi sicuramente non riuscirò a conoscere tutto, a sapere tutto, però almeno l'indispensabile è importante. Direi che non ci basta una vita per conoscere tutto, quindi ci No. facciamo passo dopo passo. Ecco. Io a questo punto ti farei un'altra domanda, a meno che tu non voglia andare avanti facendoci vedere qualcosa, ma penso di farti Ma l'assist. fammela la domanda, tanto poi andiamo veloci. Ok, allora anche in questo caso in parte l'abbiamo già visto, però sicuramente c'è altro ancora da farci vedere, da raccontarci in merito a questa tematica, e cioè come si innesta nel tuo caso la tradizione nel design contemporaneo? Dovrei farti vedere come lavoro. Ehm, dunque, a parte che il termine, cioè proprio la parola design Se contemporaneo posso, è... Mara, se posso ti Sì, consiglio, per rispondere a questa domanda non c'è miglior cosa che far vedere quello che fai. va bene, vado avanti. Vado Commento e avanti, fate Valerio. bene perché si esprime da Esatto, solo. grazie, va bene. Allora, si innesta in questo modo. Sì, perché in effetti ti devo far vedere come lavoro. Qua forse è uno dei pochi esempi dove mostro quello che vedete a sinistra è, a parte che questa è proprio una linea, nasce prima del libro. Quindi c'era già, facevo ricerca e avevo necessità di unire la grafica bidimensionale per capire se funzionava, questo sempre grazie a Eugenio Tavolara. Lui ha collaborato con gli artigiani per riattivare l'artigianato, creare l'artigianato artistico, e quindi io ho pensato, ma se io riesco a disegnare certe cose, a fare ricerca su certe cose, voglio vedere se con gli artigiani funzionano, perché non c'è cosa migliore che testarlo. Quindi io ho coinvolto Filatex Ricami di Decimo Mannu, che è mia cugina fondamentalmente, con il compagno, con il marito, e gli ho proposto questo progetto che si chiama Linea Contrast. Linea Contrast era dedicato, ho detto, io voglio poter raccontare una sensazione, la sensazione dell'entroterra, l'entroterra che è fatto sempre da questi codici identitari di rosso, di nero, il sughero, i triangoli che sono un po' presenti dappertutto, dalla civiltà neolitica al neuragico, poi alla bisaccia. Però se vedete ci sono dei pezzi di broccati che fanno parte del periodo dei giudicati. Ho cercato di capire come potevo metterla assieme, e questa composizione che vedete era il mio tentativo grafico che poi si è tradotto sul tessuto.
Gli animali sono, perché io facendo ricerca vedevo che c'erano i cavalli nei tappeti, la famosa gallina, la pavoncella e gli uccellini sulle barchette nuragiche. E io ho detto, io voglio mettere tutto assieme, metto tutto assieme e vediamo che cosa esce. E questa era una delle tante composizioni. Quindi propongo il progetto a Filatex e Filatex lo sposa e quindi sviluppiamo la linea Contrast. Questo è il risultato, dove c'era un tentativo di andare a recuperare, innanzitutto recuperare tessuti anche che non erano sardi, perché molti degli abiti, per esempio, della tradizione, non sono fatti con tessuti che sono creati in Sardegna, i tessuti vengono comprati fuori, broccati per esempio, però poi messi assieme la creatività è di chi lo genera qua. Quindi l'obiettivo era richiamare la bisaccia. Posso richiamare la bisaccia trovando un optical che la richiama? Sì. Posso richiamare un qualcosa che fa parte del nostro territorio mettendolo assieme attraverso dei codici, quei triangoli e con degli animali stilizzati? Sì. E questo è il risultato. E ho provato ad applicarlo anche sulle porte, quindi ho coinvolto la falegnameria Cau, che ha sposato il progetto e ha provato a sperimentare appunto l'unione del tessuto sulla porta che esisteva già in passato. Abbiamo smesso poi di utilizzarlo, ma questi sono degli esperimenti, ma continueremo a fare questo tipo di prova, cioè di portare avanti questo progetto con Falegnameria Cao di Cao di Collina. E devo dire che funziona alla grande. Non sarebbe male riuscire a trovare la possibilità di poter scambiare i pezzi, cioè poterli staccare. Al momento non si possono cambiare, quindi dobbiamo inventarci questo metodo, questo tipo di prototipo, ecco. E lo stesso volevo, per esempio, ero innamorata del dolce, io non amo particolarmente i dolci, quindi sono più per il salato, adesso passo al cibo, però ci sono tre dolci che mi hanno sempre affascinato da piccola, uno che mi faceva impazzire che era il bianchino, quindi parliamo sempre di glassa, di bianco d'uovo, l'altro era il pirichitto, che l'interno non mi piaceva perché era un pane secco, però l'esterno era questa glassa che tutti i bambini mangiano coi denti, proprio la grattano coi denti e poi mollano il sasso sul tavolo. E l'altro era il papassino, il papassino, sì, con la glassa e le praline di zucchero colorate o d'argento. E ho pensato, io voglio provare a fare questa cosa con la ceramica. E quindi sono andata da Kernos Ceramiche a Cagliari, che lavora sul biscotto, quindi su pezzi di terracotta già pronti, quindi il vaso già pronto, il piatto già pronto, tutto in terracotta cruda. E lavorano con lo smalto che viene applicato sopra e poi viene inciso, viene graffiato. Fanno una linea totalmente diversa dalla mia, ma io gli ho detto, io voglio fare un qualcosa che come ho parlato della ratatouille prima, che mi ricorda il papassino, che mi ricorda quel dolcetto, cioè che viene voglia di morsicarlo, di leccarlo, e così nasce la linea papassina. Nasce da dei disegni che vedete a sinistra e poi l'applicazione fatta sul biscotto. Se ci pensate, anche nella ceramica si chiama biscotto e poi c'è lo smalto, la glassa, quindi è quasi gli stessi termini. Le pavoncelle che prendono vita attraverso il metallo con Avumetal, quello a sinistra invece si chiama la linea Chu, dove ci sono sempre questi uccellini che per me sono l'amore mio legato al nuragico, perché gli uccellini rappresentano la vita nel nuragico. E poi questi simboli che risalgono al periodo del Neolitico, quindi il fiore stilizzato o il quadrato che sono presenti nelle incisioni delle ceramiche della cultura di Ozieri. Io metto tutto assieme, faccio un bel miscuglio. E poi ho detto, ma chissà se riesco a far fare anche un tappeto con una grafica, e quindi ho fatto uno studio, sono andata a Mogoro. Questa grafica era già esistente, però volevo mettere un qualcosa all'interno che rappresentava Mogoro,
E a Mogoro, quando voi arrivate dalla 131, vedete lontano sulla destra questa collina con questo grandissimo nuraghe, che è il nuraghe Cuccurada, che non sono ancora riuscita ad andare a visitare, quindi ho fatto tantissima ricerca sul nuraghe Cuccurada perché era chiuso, non per il lockdown, perché non c'era ancora, fortunatamente, però era chiuso perché c'erano dei giorni particolari in cui apriva, e facendo ricerche anche tramite conoscenze di amici archeologi, mi è stato dato come fonte il fatto che era stato ritrovato all'interno di un nuraghe un bottone, come i bottoni che noi conosciamo della tradizione sarda, con un ariete, che è questo. E quindi si chiama bottone cucurada, è stato stilizzato e messo nel tappeto, e quindi ho provato a rappresentarlo, ho fatto il disegno, le tessitrici di Mogoro hanno sposato il progetto, e quindi nasce questa unione. Voglio sottolineare che tutte le volte che si collabora è importante la collaborazione ed è indispensabile. Non si può andare avanti da soli in una ricerca di questo tipo. E poi quando si collabora è più bello perché si incontrano le difficoltà, e le difficoltà ti mettono in discussione e ti mettono alla prova, e devi trovare comunque la soluzione. Quindi bisogna poi essere entrambi soddisfatti, e questa è la cosa più importante. E questo vi faccio vedere l'ultimo perché sennò dovrei fare una sfilza di robe. Anche un'altra collaborazione, per esempio con Carlotina Lab del Sulcis, Sant'Anna Resi, anche con lei desiderava un tessuto con una stampa che raccontasse del territorio, che raccontasse della nostra terra, e quindi gli ho fatto, questo si chiama All Over, arriva dall'esperienza Disney, dove c'è un modulo che si ripete all'infinito, e in questo modulo ci sono tutta una serie di elementi che, se osservate, fanno parte della nostra storia, dall'oreficeria al nuragico ai dolci, e via dicendo. E poi si ritorna. Volete che vado avanti? Volete fare domande? Allora, penso che ci sia Chiara, non so se voglia fare qualche domanda. Sì, mi è venuta in mente una cosa. Quando Mara stavi parlando di rispetto, mi è venuta in mente un'altra cosa che di fatto stiamo realizzando. Ricollegandomi sempre anche ai lavori dei maestri del Novecento, da Tavolara e da Nivola, che loro, oltre soprattutto per Tavolare in questo caso, oltre ad aver lavorato sull'artigianato, ha fatto anche, come sappiamo, delle opere, diciamo, architettoniche. Tavolara ha lavorato alla porta, come dicevi tu, della chiesa sì, di Nuoro, Nivola invece alla chiesa di Orani. Tutte e due hanno lavorato per abbellire queste strutture con grande rispetto, con una grafica, perché di grafica stiamo parlando, fantasiosa, molto creativa, ma rispettosa degli spazi. Per uno era una chiesa, anche per l'altro, ma Tavolara ha poi lavorato anche a Sassari, nella piazza Sant'Antonio, dove doveva realizzare quello che poi ha fatto. Ha realizzato una fontana nel 1934 per abbellire uno scorcio, e sottolineo scorcio, di una zona urbanisticamente, diciamo, povera. E mi è venuto in mente questo riferimento perché anche tu stai lavorando in questo senso. Anche tu, insieme, diciamo, ci stiamo occupando di rigenerazione urbana. Quindi applicare la tua arte e il tuo design e i tuoi codici identitari del territorio alla rigenerazione urbanistica. Volevo chiederti, uno, se hai
eventualmente qualche foto oppure qualche grafica che hai magari applicato a qualche edificio, e diciamo anche come la vivi questa esperienza di rigenerazione urbana. Allora, per quanto riguarda le foto, foto di creazioni grafiche applicate a degli edifici, ho soltanto delle ipotesi che poi vi mostro più avanti, perché sì, l'obiettivo di tutto questo lavoro è comunque sia fare delle opere, però ci deve essere un'utilità, l'utilità che è nella collaborazione, nel raccontare il territorio, nell'insegnare, quindi poter sfociare nel campo della didattica. Ci vuole, secondo me, non la vedo solo come un'opera fine a se stessa, ecco. Per me è essenziale che abbia una funzione. E in questa sua funzione però deve raccontare. Questo, e anche questo, ritorno a dire, arriva da Disney e anche da un amore passato, per esempio, per il Liberty. Il periodo della secessione è il periodo in cui l'arte esplode e avvolge tutti gli oggetti che incontra, quindi oggetti che venivano comprati da anche scatole di biscotti, alle sedie, ai mobili, qualsiasi cosa era totalmente rivestita di arte. Quindi penso che cioè, avere la possibilità di espandere cioè, al di là della superficie di un quadro o di un oggetto, sarebbe bellissimo, per esempio, avere tutto un percorso con delle grandi stampe che raccontano quel territorio, o che possano essere interagite dagli astanti stessi, dalle persone che passano e che possono lasciare un pezzo di loro, non lo so. Questa cosa mi piace molto, perché comunque è accrescitiva non solo per me, ma anche per gli altri. Tutto molto, molto interessante. Noi rimarremo giorni, se non settimane. Vado avanti, se no non parlo del libro. Arrivano messaggi di persone che dicono continuiamo fino a lunedì perché è meraviglioso. Davvero? Oddio, speravo di annoiare. No, ma quando mai? Quando Ok. si parla di arte e di bellezza Ok. non si può annoiare. Ok. Io dico, fare una cosa prima che Isabella mi bacchetti. Abbiamo Ok. parlato tantissimo di Tavolara e ahimè, proprio perché è studiato pochissimo e si sa davvero poco, se non le informazioni essenziali, nessuno affronta mai il discorso Ubaldo Badas, che in realtà è stato, insieme a Tavolara, uno dei, come dire, orchestranti nella questione anche isola e nella questione del rapporto poi artigianato e arte, perché Tavolara di fatto si occupava del centro-nord e Ubaldo Badas centro-sud. E quindi sì, è una cosa che appunto ancora poco si conosce, ma secondo me a breve verrà fuori qualcosa di interessante. E questo è uno spoiler, perché Ti ringrazio di averlo accennato, no, è importante. Faccio un esempio, visto che noi qua rappresentiamo Sinai, a Sinai c'è una grandissima tradizione legata all'arte dell'intreccio, quindi al cestino, mi verrebbe da dire è nato qua a Sinai, ma non ne siamo sicuri, però nel Novecento ecco, c'è una grande tradizione che si porta ancora avanti e proprio Badas, le donne più anziane raccontano appunto che Badas era sempre presente con i suoi disegni, portava i disegni e chiedeva alle donne del paese di elaborare questi cestini qua. Questa è l'unica cosa che volevo dire. È bella questa cosa. Sì. È molto, poi tra l'altro di recente abbiamo avuto appunto l'antropologa del MEC di Berlino che è venuta proprio a studiare il rapporto tra Tavolara, Badas e l'arte dell'intreccio, quindi insomma... e mi puoi fornire un po' di materiale poi? Assolutamente sì, assolutamente okay. Sì. Allora io adesso farei un altro assist perché con questa bellissima immagine che hai
Mi è venuto in mente un altro lavoro che hai fatto tu, che si lega chiaramente sempre alla tradizione, e visto che abbiamo parlato anche del mondo magico, perché quando Sì, parliamo di tavolara è un mondo magico per quanto mi riguarda, quindi questa elaborazione che anche tu hai espresso in un certo senso e l'hai fatto benissimo, il mondo del carnevale, che di fatto è un mondo magico ancestrale. sì. Se non sbaglio, anche lì tu hai tanto da raccontare. Sì, allora mi sono fermata su questa immagine, vabbè, ero ferma già da un po', però mi sono fermata su questa immagine perché è grazie alla ricerca sull'abito della donna di San Mugheo che io sono arrivata a scoprire che al di là di alcune maschere carnevalesche che io conoscevo, legate alla tradizione, scopro un mondo. Eh, cioè mi accorgo che ci sono delle maschere pazzesche. Molti, quando faccio le presentazioni del libro, dicono: dici pazzesco spesso. Però perché è pazzesco? Io resto sconvolta perché comunque se ci pensate, anche, come ho anche detto prima, adesso farò una carrellata un po' delle maschere che io ho analizzato nel libro, e sono 24, ma i carnevali sono molti di più. Le maschere carnegialesche sarde sono molte di più, ma chi ha ricostruito o generato comunque la composizione di questi abiti aveva già design nella testa, perché ogni elemento che compone l'abito è un codice identitario, è un simbolo, sta raccontando un qualcosa di ancestrale, di antico. Quindi adesso ritorno sulla mia scoperta, quindi scopro che ci sono queste maschere e quindi incomincio a fare ricerca veramente a 360 gradi. E analizzo anche ogni singolo elemento, quindi per esempio scopro che nell'isoladore perché è vestito così? È vestito così perché la maschera serve per farlo diventare un personaggio androgino senza sesso fondamentalmente, perché lui è formato dall'unione dell'elemento femminile e dell'elemento maschile. Il carnevale nasce in un periodo a ridosso dell'inverno, tra l'inverno e la primavera, e in realtà molte fonti ci dicono che ha origini antichissime, cioè il travestimento avveniva già tantissimo tempo fa, molti dicono anche nel periodo della civiltà nuragica, perché l'uomo è un modo per permettere all'uomo di avvicinarsi a questo rapporto stretto d'amore e di odio che ha con la natura. Quindi se voi osservate, molte delle maschere hanno proprio degli elementi che simboleggiano proprio questo rapporto tra l'uomo e la natura, che in un periodo dell'anno dove in realtà la terra muore perché la neve, il freddo ghiaccia la terra, però sotto la terra ci sono i germogli pronti, che stanno pullulando e sono pronti per emergere da una terra fertile e gravida in primavera. Quindi abbiamo l'elemento maschile, l'elemento femminile e l'elemento di vita, morte e rinascita, che è un continuo e ogni anno si ripete. Per esempio qua, Scocciulados di Cuglieri, la bellezza di questa maschera è che c'è sempre l'elemento, come in tutte le altre, legato al lutto, alla morte legato quindi alla morte della natura, all'inverno, quindi c'è questo momento di sonno quasi eterno, ma che non è eterno perché poi rinasce in primavera, e il lutto nella zona di Cuglieri è rappresentato dal color ocra, quindi il viso è color ocra perché rappresenta il lutto. Il corno che hanno sulla testa, vabbè, le pelli è perché l'essere umano si trasforma in animale. Il corno è perché rappresenta l'elemento maschile. Le conchiglie sono l'elemento femminile, quindi l'elemento maschile con l'elemento femminile che generano la vita. Lo stesso Soscolonganos, loro per esempio sono tutti vestiti di pelle e hanno questa maschera in sughero dipinta di nero. Solitamente abbiamo colori molto scuri, per esempio nella maschera che abbiamo visto prima c'è il bianco,
dici bellissimo il bianco, ma ribadisco perché il bianco è legato al bianco della neve che ghiaccia la terra. In questo caso invece abbiamo tutte queste fronde di corbezzolo che rivestono il viso, perché qua l'uomo si è trasformato in divinità natura. Però dietro vedete che cosa hanno? Hanno le ossa. Le ossa sono in realtà presenti anche nel batacchio dei famosi campanacci dei mammutones. I campanacci rappresentano il numero delle pecore che il contadino ha, perché c'è l'osso all'interno come batacchio? Perché in realtà in passato si usavano le ossa e il rumore che fanno quando saltano è apotropaico, è antico, è un rumore molto speciale. Adesso io elenco, faccio vedere anche altre maschere, ovviamente, come abbiamo fatto vedere prima, Mammoiada, tutte quelle che sono dentro il libro, Mammoiada, Orani, per esempio, che fanno paura perché sono tantissimi, tutti vestiti di nero o color juta, con questa maschera da diavolo. Ma in realtà non è un diavolo cattivo, fondamentalmente è un diavolo buono, perché deve scacciare via diciamo, i corvi che si mangiano i semi, che devono rendere fertile rendere fertile la terra, oppure i temporali o il vento. Quindi il diavolo serve per scacciare via tutti quegli eventi naturali che devastano la coltivazione. Ecco. Cuglieri, abbiamo visto Soscocciulados, Lula, Fonni, il carnevale a Sestu, tantissime maschere sono state, alcuni sono antichissimi perché sono riusciti a conservarli e a proteggerli anche con l'arrivo del cristianesimo. Perché? Perché quando è arrivato il cristianesimo molti eventi di questo tipo sono stati cancellati totalmente, perché ovviamente in passato il carnevale era quella fase, come stavo dicendo prima, dell'anno dove per tot numero di giorni festeggiavano tutti vestiti mascherati e potevano permettersi di fare qualsiasi cosa. Ovviamente molto spesso c'era anche una vittima che veniva sacrificata, c'era proprio il sacrificio. Perché c'era un sacrificio? Perché è legato al culto dionisiaco, dove il sacrificio viene donato proprio alla divinità come buon augurio, buon auspicio per un nuovo anno, per una nuova coltivazione, un nuovo raccolto. Quindi molti carnevali scompaiono, molte maschere scompaiono, altre fortunatamente vengono protette. Per esempio Lula secondo me è uno dei più cruenti che sono rimasti, altri sono stati raccolti e recuperati attraverso appunto fonti scritte, attraverso fonti orali, che sono anche quelle importantissime. Quindi può essere che gli abiti siano fedeli al 100% o anche no, ma come ho detto prima, non è, secondo me, dal mio punto di vista, è importante fino a un certo punto, perché la cosa fondamentale è raccontarci, non perderle. Quindi anche chi, come per esempio Aguspini, Iscambas de Linnas, nasce negli anni 50 dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché c'era il desiderio di raccontare il territorio come si faceva dalle altre parti, e quindi nasce questo gruppo di persone coraggiose, perché si allenano tutto l'anno, uomini e donne. Quest'altra cosa poi la dico dopo. Uomini e donne su trampoli raggiungono i 4 metri di altezza. Quindi voi immaginate queste maschere che devono camminare sui trampoli in mezzo a una sfilata, di quelle tradizionali ovviamente, con le persone che gli passano attorno. Loro hanno questa maschera e quindi vedono come i cavalli, vedono dritti, non è che vedono a 360 gradi fondamentalmente. E l'altra cosa che ho accennato poco fa
è che gran parte delle maschere dei carnevali isolani non c'è l'elemento ci sono tanti elementi femminili nell'abito, ma non c'è la donna dentro. In tanti altri, in alcuni sì, per esempio a Isgambas-Nelinna sì, a Fonni sì, ma a Moiada no. Lo stesso anche a Sydney. A Oristano ci sono alcune donne, sì certo. A Lodine no, perché all'epoca, quando nascono i carnevali, quando hanno incominciato a generarsi i carnevali, la donna non doveva partecipare a questo tipo di mascheramento, e quindi era l'uomo che si mascherava addirittura da donna. Vado avanti perché sennò poi mi fermo troppo su questa pagina. Adesso qua elenco velocemente, faccio vedere velocemente alcuni dei personaggi dei 24 carnevali, considerando che ovviamente per ogni carnevale non c'è un solo personaggio, ma ce ne sono diversi. Per esempio Sydney, metto Ischerbus, però non c'è soltanto lui, ce ne sono anche altri. E poi incomincio a fare la narrazione attraverso la grafica. Per poter studiare, come ho detto prima, i carnevali, la ricerca consisteva nell'andare a visitare l'evento per alcuni, per altri non potevo ovviamente farlo contemporaneamente, quindi ho utilizzato fonti attraverso fonti video su YouTube. Quindi è molto utile poter usufruire dei social e di internet, perché tutte le persone che partecipano agli eventi postano i video, e quindi questo ti permette, non dico di viverlo di persona come se fossi là, però ci sei quasi al 70%, perché vedi tantissimi particolari, soprattutto se sono filmati da tante persone che sono da punti di vista diversi del posto, aiuta molto. E poi leggere moltissimo le fonti storiche, le fonti scritte, è indispensabile. E una volta che io mi documento in questo modo, mi scrivo, c'ho i miei quaderni dove scrivo in che cosa consiste l'abito, da quali elementi è composto, e faccio lo schema, proprio la sintesi assoluta del bambolotto, del burattino, chiamiamolo come vogliamo. E ogni singolo elemento è descritto in un quaderno, quindi che nessuno vede, che nessuno ha visto. Però prima viene composto in questo modo, e poi che cosa succede? Per esempio, io adesso qua prendo come esempio Bosa, perché per esempio Bosa è un carnevale che si sviluppa nell'arco della giornata, nasce al mattino e muore la notte. Il carnevale di Bosa abbiamo sempre il personaggio principale, che è il carnevale, in questo caso si chiama Giolzi. Giolzi è, diciamo, al mattino, Giolzi è un bambino, viene abbandonata dalla mamma perché è andata a fare bagordi, e quindi lui sta morendo di fame. E allora al mattino abbiamo Sassatitadoras, che sono fondamentalmente le vedove di questo carnevale, che vanno in giro per le strade coinvolgendo gli astanti, e urlano e piangono con questi bambolotti smembrati, perché rappresentano Giolzi, appunto, che sta per morire, e vanno a cercare, si chiamano Sassatitadoras perché cercano il seno delle donne presenti per prendere il latte, perché devono dare latte a questo povero bambino che sta morendo. La sera, invece, Giolzi è morto, Giolzi muore, e quindi si trasformano tutti in anime, diventano tutti bianchi con questi lanternini, e i lanternini servono per illuminare sempre sotto la gonna delle donne. Quindi ritorniamo sempre a questo rapporto, rapporto uomo-donna, perché genera la vita. Quindi che secondo me è bellissimo. Ed ecco qua, cosa succede? Prima c'è l'analisi del personaggio, lo studio, e poi si frantumano come piccole tessere di mosaico e incominciano a comporre delle grafiche. Quindi la grafica del giorno è questa e la grafica della notte è questa. Tutto quello che voi vedete arriva comunque da influenze legate al mio lavoro. Quando io penso di creare una grafica per raccontare un carnevale, non riesco a scindere il pensiero
può funzionare per fare una qualcosa, questo pensiero ci deve sempre essere, secondo me. Poi c'è una cosa che non riesco a staccare, però vabbè, l'importante è che racconti. E quello che vi faccio vedere adesso è che nascono così, sono proprio dei personaggi senza sesso, e questo fa capire proprio la potenzialità di applicazione nella didattica. Questo progetto può essere sviluppato per tutto il territorio e può permettere addirittura ai bambini di appropriarsi del senso identitario a 360 gradi e giocare con la tradizione, cosa che solitamente non si può fare, ma in questo caso tu puoi mischiare, puoi staccare la testa di Subundu di Orani e metterla nell'Isoadore, oppure puoi mischiare vari pezzi, e la stessa cosa la puoi fare con gli abiti della tradizione, delle donne. Questo perché? Perché permette ai bambini di fotografare, avere con la loro buona memoria visiva, riescono a appropriarsene, se lo ricorderanno. In qualche modo nella loro vita da grandi questa cosa gli servirà. Vado avanti, se no poi mi perdo nelle mie poesie interiori. E lo stesso, vedete, Mammutone, l'Isoladore, sono proprio fatti così, singoli elementi, si possono fare i giochi con i bambolotti di carta, come quando giocavo io da piccola, io sono degli anni 70, quindi c'erano ancora c'erano i coloring book, ma c'erano anche gli album dove staccavi i pezzi e facevi i giochi con le bambole di carta. E arrivo all'amore del mio periodo di Accademia di Belle Arti. L'Accademia di Belle Arti mi ha permesso di scontrarmi e innamorarmi dell'arte contemporanea, quella che io non capivo perché io ero un iperrealista, quindi l'arte contemporanea è fatta di molto c'è molto concetto, c'è molto studio, perché stai raccontando proprio tutto il lavoro che viene fatto dall'artista, quindi se io sono iperrealista mostro subito, ma se c'è un concetto dietro e viene raccontato attraverso dei tagli o attraverso delle composizioni di vuoto o pieno o di due cromie, se tu innanzitutto sei libero di poter interpretare come vuoi, che anche questo è importante, secondo me, perché lasci la libertà all'osservatore di non sentirsi neanche a disagio davanti a un'opera, rispetto a uno che studia, per esempio, storia dell'arte. Però contemporaneamente, se vai a leggere, se poi sei curioso e vuoi capire che cosa ha spinto l'artista a generare quel tipo di opera, wow, ti si apre un mondo, perché c'è tutto un concetto e uno studio, un lavoro di anni e decenni. Quindi io prendo spunto per fare le mie grafiche anche dall'arte. E in questo caso vedete a sinistra Mimmo Paladino e a destra invece Capogrossi, che sono due cose totalmente diverse, però per me sono affascinanti perché io guardo la composizione e gli equilibri delle cromie e degli spazi vuoti e degli spazi pieni. E questo tipo di torno indietro, Mimmo Paladino, mi è servito per fare la composizione grafica di Mammo Iada, e quella invece di Capogrossi che vedete a destra, la composizione di Sestu, che non ha le stesse cromie, però gioca sempre comunque su spazi vuoti, spazi pieni. E se Capogrossi utilizzava quell'elemento che si ripeteva all'infinito, lo stesso può avvenire anche con un elemento che fa parte della nostra tradizione. Lo stesso, qua abbiamo Mimmo Paladino a sinistra e un decoro del periodo dell'Art Nouveau, quindi se parliamo di secessione, è il modulo che si ripete. Senza andare troppo lontano, Disney arriva dai primi del Novecento, quindi tutto quello che Disney ha portato nella sua grande carriera professionista e professione arriva anche grazie al periodo che lui ha vissuto. Ed ecco qua la composizione artistica che ha preso spunto da quello che avete visto prima, che è quella di Samugheo, quindi a sinistra abbiamo preso spunto da Mimmo Paladino e a destra dalla composizione del periodo dell'Art Nouveau. E poi invece passo a, se non c'è nessuno che vuole fare domande, io adesso chiedo.
No, vai pure. Io mi Ok. tengo una risposta per la fine. Passo a questa parte qua che per me è essenziale perché oltre ad avervi detto che tutto questo lavoro che io faccio è sì, legato alla passione, però c'è anche la parte di restituire. Cioè, io sono stata via tanto tempo, spieghiamo perché sono stata via tanto tempo e vediamo se riesco a far sì che quello che io ho fatto e imparato sia utile nel territorio o che possa anche stimolare gli altri a pensare, sì, posso anche partire e fare esperienza fuori, però se voglio reinventarmi e creare qualcosa di nuovo, apri gli occhi, ce l'hai accanto. Questo secondo me è assolutamente importante sottolinearlo. La lingua sarda io non la conosco e arrivo a questo mio punto dolente perché sono per un quarto sarda. Io arrivo dal famoso villaggio azzurro di Decimomannu, villaggio dell'aeronautica, dove si sono innamorati i miei genitori, che erano un bel miscuglio di varie parti dell'Italia. L'unico sardo era il mio nonno materno, della parte di Padria, e quindi io la lingua sarda non la conosco perché nessuno parlava la lingua in casa, solo italiano. E inoltre mio nonno, che arrivava dalla seconda guerra mondiale, voleva che le figlie studiassero italiano e che non parlassero la lingua sarda, quindi ha vietato totalmente di fare ciò. Grande peccato perché si perde. E allora io ho deciso di imparare la lingua sarda, mi piacerebbe e devo ancora fare questo tipo di esperienza, piano piano ci riesco, però riappropriarmene attraverso il mio linguaggio. Siccome la lingua sarda ha, non sto a parlare delle varie sfaccettature della lingua sarda, dei vari tipi di lingua sarda, che sono infiniti anche qua, però ha dei suoni che io vedo graficamente, cioè secondo me il suono della lingua sarda può essere raccontato graficamente, è tante immagini, è tanta. Quindi io ho provato a rappresentarlo graficamente ed ecco qua delle parole, per esempio, che vengono dette in particolar modo in questo caso ad Orani, parete chi vi sia toto sosmundus agiru, l'ho rappresentato in questo modo. Oppure, lo vedete a sinistra, sempre prendendo spunto da quello che comunque mi appartiene, che fa parte del mio lavoro attuale, che fa parte della mia esperienza del passato. Nulla nella vita avviene per caso. Quindi tutto deve essere rimescolato dentro il calderone. Lo stesso a destra. E poi prendere spunto anche dalle tradizioni del tappeto, dalle incisioni sul legno, sulle cassapanche e fare in modo che queste possano essere, diciamo, invece uno stimolo per quanto riguarda invece la rappresentazione grafica, in questo caso di Sinai. Se non ci sono domande, vado avanti. No, allora ti lascio andare avanti così non ti interrompo perché... Allora, e poi c'è il libro nasce ho proprio presa la decisione, ok, faccio il libro. Ho scoperto che ci sono questi carnevali, io voglio essere, la cosa che ho detto così è stato questo, voglio essere la prima a fare il libro sui carnevali. Di libri dei carnevali ce ne sono tanti bellissimi, di fotografie storici di tutti i tipi, ma non c'è un libro che parla del design dei carnevali. Contemporaneamente, tanto io porto avanti la mia esperienza sugli abiti, l'esperienza sulla civiltà nuragica, su tutto quello che sto sperimentando con gli artigiani, però ci tenevo particolarmente a pubblicare un libro, perché secondo me se tu stampi, questa cosa resta impressa nella mente. È vero che abbiamo anche degli strumenti come i social, come Facebook e Instagram, che ti permettono di far girare tanto le immagini, ma pubblicare un libro, io che arrivo dalla tradizione, del cartaceo, dal profumo della carta, per me anche questa è una cosa sacra, prioritaria. Quindi poter fare un libro sui carnevali
era indispensabile. E quindi che cosa ho fatto? Mentre vi ho raccontato che c'è lo studio, quindi vengono rappresentati i personaggi, poi si frantumano e si creano le grafiche, e poi arrivo a un certo punto che dico, ma come faccio un'introduzione di tutti i paesi? Cioè sono 24, lo fai tutti uguali, non posso scrivere il nome del paese, sarebbe troppo banale. E allora ho detto, va, facciamo così che ogni nome del paese si veste con degli elementi che rappresentano il carnevale e poi ci sarà un elemento di richiamo, di introduzione, posizionato nella pagina accanto. E quindi qua scrivo la vestizione dei glifi, sì, perché si prende il semplice font, per esempio l'Elvetica o il Futura o l'Arial, e poi si trasforma e vi faccio vedere come avviene. Mamoiada a destra, perché faccio vedere la doppia pagina, aperto il libro, a sinistra abbiamo un elemento che richiama l'Isoadore e a destra abbiamo tutti gli elementi che richiamano il carnevale di Mamoiada. È vero che non ho messo la maschera del mammuttone, però il nero è collegato al mammuttone. È lo stesso per San Mugheo, per Sinai e per Neoneli. Mi fermo 2 secondi su Neoneli, cerco di essere veloce. Ci sono dei carnevali che hanno più maschere all'interno, in questo caso Neoneli ha 2 gruppi di maschere che addirittura non si amano particolarmente, e sono Soscorriolos e Samaschere Coaddu. Soscorriolos sono tutti vestiti con le pelli, bellissimi, con le corna dei cervi, e poi dietro hanno le ossa anche loro, quindi saltano e hanno tutte le ossa dietro, bellissimi. Li ho passati prima e vabbè, poi dopo al limite se volete rivederli li vediamo. Quindi loro sfilano e ci sono questi animali fantastici fondamentalmente, sembra di entrare in una fiaba, in un bosco. E contemporaneamente abbiamo Samaschere Coaddu invece che sono uomini e donne tutti vestiti in pizzi e merletti con questi cappelli, con queste balze, con questi nastri tutti colorati, sono fantastici e rappresentano proprio una maschera ricca, una maschera colorata, rappresentano i cavalli come venivano addobbati durante il periodo dei giudicati. Se io avessi fatto una copertina, un'introduzione al paese tutta cupa con Soscorriolos, oppure tutta colorata con Samaschere Coaddu, non sarebbe stata perfetta. Invece messi assieme, loro che non si amano particolarmente, qua sono perfetti e quindi qua si amano. E poi arrivo ai carnevali più complessi. Se volete li raccontiamo, se avete domande da fare. Nessuna domanda, vai pure. Allora, il lavoro è durato 6 mesi di lavoro di grafica, di ricerca, tra ricerca e grafica, più 2 mesi per i testi. Io ho recuperato tutto il materiale, ho dato i testi a mio fratello che vive in Inghilterra, anche lui è un creativo, più giovane di me, ma anche più talentuoso, e mi ha aiutato nella parte dei testi. Quindi i testi ci tenevo particolarmente che fossero essenziali, semplici e tradotti anche in inglese, perché nel libro io voglio che chi legge il libro, grandi o piccini, ed è rivolto a tutte le età, deve essere stimolato a dire, ah, ci picchia, c'è questa maschera, andiamo a cercarla, andiamo a vederla. Con un testo semplice e breve, perché sennò ci sono anche, oppure andiamo a studiare di più e quindi tu sei interessato ad andare a leggere molto di più. Se avessi messo troppo testo non era il mio lavoro è raccontare attraverso il design. E in questi, quindi totale 8 mesi, ci sono stati dei carnevali molto complessi che non sapevo come rappresentare graficamente. Qualcuno è stato più veloce, qualcuno ce l'avevo già nella mente, sapevo già come realizzarlo, e invece questi 2 che vi mostro adesso erano veramente ostici. Uno è il carnevale di Lula, perché è penso che sia forse uno dei più cruenti in Sardegna, dove in poche parole
noi abbiamo il personaggio che si trasforma in animale. Lui è tutto vestito di pelli, dipinto nel viso di nero, e ha legato nella pancia lo stomaco proprio del bue. E all'interno dello stomaco viene messa proprio acqua e sangue. Sopra la testa invece mi viene da dire in maniera scherzosa la trippa, comunque c'ha le frattaglie in testa. E che cosa succede? Durante il percorso l'animale viene punto con degli strumenti proprio appuntiti, viene punto proprio sulla pancia per essere ucciso, quindi queste interiora vengono bucate e fuori esce il sangue. Quindi lui, che è un attore bravissimo, mima il dolore, mima la morte e cade più volte fino a che non muore definitivamente, circondato in una pozza di sangue. Il sangue è morte, vero? Però il sangue è anche nascita. E poi gli viene dato il vino e il vino è rinascita, è vitalità, e quindi dal vino lui rinasce e si rialza. Questo tipo di evento che a Lula è molto sentito, come tanti carnevali della Sardegna sono sentiti profondamente dagli abitanti del territorio, molti addirittura aspettano il carnevale per poterlo vivere. Quindi per noi per io che sono nata a Cagliari non era così, perché si è perso, come anche altre zone dell'Italia si sono persi totalmente. In questi territori è molto vivo, c'è proprio un senso identitario dove il carnevale non è visto come, ma il carnevale è solo a febbraio, no, ci si allena e ci si prepara tutto l'anno per vivere questo evento che ci racconta. Quindi secondo me anche questo, ecco, in questo voglio sottolineare la sacralità di questa cosa, cioè quanto è importante analizzare le cose e poterle raccontare, perché poi è un attimo scadere, quindi la forma di rispetto ci vuole per tutto questo lavoro che viene fatto da loro, ecco. Aspettate che sono uscita, ecco qua, ed era complesso perché c'era tanto sangue, come lo rappresentavo? Cioè, io non sapevo come rappresentarlo, ci ho impiegato una settimana, io sono stata una settimana a pensare, a cercare spunti, stimoli, non riuscivo assolutamente a trovare la soluzione giusta e poi alla fine ci sono arrivata. Sono arrivata a una soluzione che mi soddisfaceva e questa è la copertina di introduzione al carnevale. La presentazione dei personaggi su Battileddu, quello che avete visto prima, con tutti gli altri attori dell'evento. Anche qua abbiamo Sos Battileddos Grattias, che sono più o meno come Sassatittadoras di Bosa, e poi abbiamo il carro dei buoi, sono tutte persone ovviamente, qui non sono vestiti da animali, ma rappresentano e interpretano l'animale, che trasportano con questo carro turchese la botte piena di vino, che poi serve poi per festeggiare, per ridar vita su Battileddu. Questa è l'altra rappresentazione grafica, ed ecco qua un insieme di elementi che narrano appunto la scena, da cui prendo spunto dal fumetto, le onomatopee, una serie di simboli che possono richiamare quello che sta accadendo. E l'altro invece carnevale complesso è quello di Ovodda. Quello di Ovodda è stato complesso per me non perché c'era sangue, ma perché c'era Don Conte, che è il personaggio principale, come il nostro Canciofali, diciamo. Qua non c'erano delle maschere particolari da rappresentare graficamente, perché sono tutti vestiti di nero, fondamentalmente hanno tutti i visi dipinti di nero,
Però la loro caratteristica è che vanno in giro per il paese con qualsiasi cosa, quindi si trascinano una lavastoviglie, vanno sopra un asino, si portano dietro il cane, la pecora, cioè qualsiasi cosa, non sto scherzando. E poi abbiamo il famoso fantoccio che viene trasportato per le strade del paese, dove negli altri carnevali ci sono delle regole che vanno rispettate, dei percorsi che vanno rispettati. Qua no, qua è la follia pura all'ennesima potenza. Questo poveraccio, per fortuna, viene portato a destra, a sinistra, in alto, in basso, cioè non c'è una regola, viene trascinato ovunque e poi gli si dà fuoco e viene buttato a precipizio in un dirupo. Perché? Perché Don Conte era un conte nell'antichità, un ricco del paese, che si era approfittato delle giovani donne del paese. E di punto in bianco, dopo un po', dopo aver fatto tanto soffrire queste giovani donne, questo Don Conte è scomparso, chissà come. Quindi il fantoccio di questo Don Conte viene rappresentato con un grande fallo. Ecco il problema per cui io non riuscivo a fare la grafica. Come potevo rappresentare questo Don Conte? Allora, l'introduzione al paese è questa. In tutti i carnevali c'è sempre il fuoco, l'elemento del fuoco. Non l'ho detto prima, ma il fuoco è indispensabile. I carnevali addirittura tutto ha inizio a gennaio con i fuochi di Sant'Antonio. E durante il carnevale il fuoco è quello che brucia il fantoccio. In realtà sta bruciando il fantoccio dal punto di vista simbolico e c'è il passaggio dall'inverno verso la primavera. Il fuoco, quando si dà fuoco alle erbacce, alla terra, il fuoco serve per ripermettere alla terra di essere fertile. E poi, vabbè, la scritta non è più ordinata, anche se qua graficamente è equilibrata, però cade a precipizio come cade a precipizio il fantoccio. Ed ecco qua quello che ho realizzato. Il nostro Don Conte in mezzo al fuoco con questo fallo molto grande con la scritta attorno. Quindi la mia domanda, il tentativo era come lo faccio e come faccio in modo che non sia osceno o che sia gradevole dal punto di vista grafico estetico, e allora l'ho fatto così, con la scritta attorno e con tutta una serie di elementi decorativi all'interno. E poi le grafiche di composizione con quelli che sono gli attori che vanno ad animare questo fantastico carnevale che dura fino a notte inoltrata, Sos Intintos, che hanno il compito appunto anzi scusate, Intinguidores, hanno il compito appunto di dipingere di nero le persone che partecipano al carnevale. E questa è l'altra grafica. Con i carnevali penso di aver finito e voglio solo mostrare la potenzialità di applicazione. Sì, diciamo che in queste foto che stai facendo vedere, Mara, si ricollega un po' alla domanda che ti ho fatto prima, come rendere i codici identitari, diciamo, a parete sulle architetture, fondamentalmente. Esatto, Sì, esatto. che comunque se ad esempio anche di questa che vediamo ne prendiamo soltanto una parte, Sì, ritorniamo al discorso del rispetto, perché certo, prendendo anche soltanto una striscia di queste che racconta effettivamente la località, non è però, diciamo, non disturba, non, non è che copra eventualmente una parte urbanistica eventualmente della località, anzi la rappresenta e la sì, sì. evidenzia, la valorizza. Ma voi pensate che quando io sono stata cioè a Milano, nelle grandi città, quando fanno i lavori di ristrutturazione dei palazzi, vengono tutti rivestiti fondamentalmente e mettono questi grandi pannelli come quello che vedete qua, dove mettono grandi stampe legate alla pubblicità.
tantissimo tempo fa, perché ormai sono passati tanti anni, al Palazzo di Giorgio Armani, il Palazzo di Giorgio Armani, che era a fianco alla Scala, era totalmente rivestito perché stavano facendo lavori di ristrutturazione a tutte le facciate del palazzo. Il palazzo era tutto impacchettato e nel palazzo c'era la stampa delle facciate. Cioè, non c'è cosa più bella di questa, piuttosto che vedere tutte le transenne che sono uno scempio dal punto di vista estetico, urbano. In questo caso, per esempio, anche se ci fosse un palazzo con delle transenne, perché stanno facendo un lavoro di ristrutturazione, nulla toglie di fare una grande stampa, per esempio a Milano, a Roma o a New York, che racconta di Sydney, e qualcuno che prende il telefono e dice: ma andiamo a vedere che cos'è questa cosa, perché cosa c'è a Sydney? Che cosa c'è a Neoneli, o che cosa c'è a Orani? Che cos'è questa cosa? Cioè la curiosità. Noi siamo totalmente circondati da immagini e bombardati da immagini, usiamole in maniera intelligente. Certo. Grazie Mara, hai dato davvero degli spunti davvero interessanti, non solo dal punto di vista anche storico-artistico, ci sarebbero delle riflessioni che potremmo fare anche dal punto di vista appunto per quanto riguarda ad esempio la didattica delle immagini, no? Che tu Certo. hai fatto una citazione sul fatto che appunto anche la comunicazione è arte, e questo è vero, o meglio, di fatto l'arte è comunicazione, e soprattutto appunto l'insegnamento che viene dato, e in questo caso è dimostrato anche che con il design si può fare una comunicazione che da un certo punto di vista è educativa e insegna tantissimo. L'ho dimostrato soprattutto con le ultime immagini legate alla realizzazione appunto, alla tua rivisitazione in chiave, direi molto, raggiunge subito chi sta osservando, ecco, perché di fatto riuscire a trasformare, a dare la suggestione di quello che è il carnevale sardo in chiave così semplice e diretta e immediata, ma allo stesso tempo articolata, perché racconta un mondo che è davvero così difficile da decifrare, e l'hai fatto davvero molto bene. A me ha colpito, io li conoscevo già, però come me l'hai raccontato poi ha amplificato tutta la sostanza di questo lavoro. Quindi io ti ringrazio, lo faccio anche Grazie a te. Lo faccio anche da parte del pubblico, ovviamente, che ha seguito in maniera anche molto attiva con tantissimi commenti. Poveri, 1 ora e 43 hanno dovuto seguire. Grazie anche a Chiara che ci ha proposto e ha seguito con noi e in un certo senso anche articolato con noi questa diretta, grazie ovviamente a Isabella. Ci hanno chiesto ovviamente anche dove si può trovare il libro, io lo ripeto, potete ordinarlo anche al bookshop del museo, anche se siamo in zona probabilmente da lunedì arancione, non ho visto l'ufficialità ma pare che sia così. Il bookshop del museo rimane ancora aperto in attesa poi di riaccogliervi non appena torneremo gialli e poi bianchi. In questo caso il bianco ci sta, no? Lo usiamo. Sì. Voglio diventare come gli Solores, però quelli con la maschera bianca. Esatto. L'ultima mogliata incomincia ad arrabbiarsi. Quindi grazie ancora per aver partecipato. Io ricordo grazie a voi. Della prossima settimana, sempre chiaramente virtuali del museo, che sono il 7 maggio, il prossimo talk, lo faremo insieme a Mariangela Rapetti, la professoressa Mariangela Rapetti dell'Università di Cagliari. Parleremo di archivi e documenti, nello specifico gli ospedalieri di Sant'Antonio. Stavo leggendo, se avete visto così, perché è una tematica talmente complessa anche quella, ma molto affascinante, quindi l'appuntamento è alla settimana prossima, e poi il 14 maggio ritorna questo incredibile laboratorio organizzato e progettato da Agnese Costa e Francesca Fattinger, Tessere, quindi 14 maggio. Stanno finendo i posti, quindi io lo dico, sembra una dichiarazione pubblicità, ma non è così, perché effettivamente questi laboratori sono per un numero ristretto di persone e raggiungiamo sempre il numero massimo. Siamo quindi, già al terzo alla terza puntata. Esatto, esattamente, quindi se volete è aperto a tutti, dai 13 anni ai 120, quindi insomma avete la 130, quindi anche volendo, come insomma, ci suggerisce l'amico Nunzio, buon Sant'Efise a tutti, per chi ci crede e per chi non ci crede è uguale. Grazie ancora sia a Mara che a Chiara. Alla prossima. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie Ciao. a tutti. Grazie a tutti. Ciao.